Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, facciamo il penultimo appuntamento dell'anno, Gran Premio delle Ardenne, adesso dobbiamo fare una importante votazione per avere i punti per tutti i piloti. No, sinceramente no, no. Mettiamo neanche tre, dai, mettiamoli tutti. Vediamo un po', attenzione, guarda quante estensioni, madonna. Che poi in realtà forse ho anche sbagliato, che il prossimo anno al 90% sono in Formula 1, quindi potevo anche risparmiarmi i voti, va bene dai. Facciamo un favore ai nostri amici. Ok. Che bello aiutare il prossimo. Non sto migliorando niente, sto migliorando i componenti ma non sto sviluppando niente di nuovo perché non ho più soldi. Faccio un bello sponsorone. Madonna, ma vaffanculo. Prendiamoci i soldini. Mamma mia, che disastro però. Intervista. È una distrazione, non rompiamo i coglioni. Ok, tutta l'affidabilità, perfetto, miglioriamo tutto. No, ho sbagliato, solo vedere un po' lo sponsor. È un bel sponsor che mi dà 10 milioni di euro. No, non c'è. Non esiste, porca trota. Allora, sponsor. 1 milione e 5, ci teniamo questo. Ok, perfetto. Adesso il prossimo anno andiamo in Formula 1 con questa. Sarà veramente, veramente dura. Speriamo veramente in un contratto. Finora del campionato mondiale nessuno è a rischio. Vedremo. Tanto noi cerchiamo di vincere tutto, che se oggi facciamo, cioè se riusciamo a vincere questa e guadagniamo più di 4 punti, vinciamo il mondiale. Stabilimento inattivo. Per adesso possiamo, l'unica roba che manca è questa. Perfetto. Per il resto ci siamo, ragazzi. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo sviluppato tutto. Se vogliamo proprio essere pignoli. No, vabbè, ma ci siamo ormai. Ci siamo. Bene, possiamo fare anche questo e fanculizzatevi. Ok. Verso le Ardenne, ragazzi, gara importantissima, consumo come basso, usura carburante alto, è previsto diluvio per le qualifiche per la gara, ma vedremo. Noi ci becchiamo, vogliamo prendere il bonus, mamma mia, perdiamo in ogni caso, è un disastrum. Montiamo i componenti. Allora, ok, Pino e Costa. Qua abbiamo Costa bene anche con le qualifiche, abbiamo un plus del 40 in più per le qualifiche, molto bene. Qua lo stesso, qua ok, 402. Però mettiamo così ha più affidabilità. 504, no, beh, aspetta. Così. E mettiamo così. Benissimo, che le sospensioni, Gustavo Costa deve avere tutto il massimo, chiaramente. E buono, raga, andiamo, Gran Premio delle Ardenne. Sarà una gara importante, fondamentale, possiamo vincere il mondiale. Ragazzi, già qualifiche dai, non negative, però purtroppo era per poco, però purtroppo siamo terzi e quarti. Buono, adesso per la gara è previsto sole e poi subito pioggia sia da intermedie che da full wet, a mio parere. Io ho puntato alle intermedie, speriamo sia la scelta giusta. Anche se penso che all'inizio partiremo, dopo andremo con le full. Vabbè, vediamo, dai. Dai, diciamo non male il setup della vettura. Ok. Allora partiamo con le soft. Allora, ma qua previsione al quinto, sesto giro, quindi facciamo una partenza muy rapida. Ok. La rischiamo. 8 giri per Pino. Qua magari stiamo un po' più sul sicuro con 10. Rischiamo tutto e partiamo chiaramente al massimo. Tanto si andrà subito a cambiare le gomme. Ora devo essere subito aggressivo. Questa è la mia strategia. Speriamo sia giusta, se no fanculo. Tanto il mondiale lo voglio vincere io, punto.
Dai Fiori, rischi per il cume. Dovremmo partire veloci, spero, vediamo. Costa è partito bene, Pino un po' meno. Dai, bravo Costa, qua si vede si vede che la nostra è più veloce. Però magari, ecco, facciamo così. Bravo, Costa e si invola Costa. Cazzo, Pino nono. La vergogna di Pino, signori. La vergogna di Pino. Pino che problemi del collare. Forse è per quello, vabbè. Disastro Pino. Attenzione per Flores è terza comunque. Pino disastro cosmico. Ora Costa invece come vola, bloccaggio addirittura per Pino. Mamma mia, Pino veramente l'inizio tipo le prime gare, una merda. Costa invece pompa bene. Guarda come sta guadagnando Costa, questo è importante. Tra un po' arriva una super pioggia. Spingiamo al massimo, spingiamo al massimo adesso. Anche con Pino. Pino lo portiamo subito con le intermedie. Lo mettiamo 12 di carburante e veloce. Dobbiamo cambiare tutto con Pino, chiaramente. Vediamo se gli altri vanno già ai box. Vanno già ai box gli altri. Incredibile, incredibile. Tutti ai box. Mi dà già umido. Tutti vanno con le intermedie. Andiamo anche noi con le intermedie. Chiaramente che sono le gomme. Mettiamo 15 giri. E così. Vai. Vediamo Pino cosa combina. L'abbiamo anticipata con Pino. Sicuramente dopo da full wet comunque. Però intanto non rischiamo. Noi dobbiamo marcare assolutamente la Flores. Dai, veloci, raga, veloci. Siamo secondi, però Becker ci supera. Becker ci supera purtroppo. Adesso dobbiamo spingere come dei malati mentali, Fioi. Comunque la Flores è sesta in difficoltà. Pino invece è rimasto settimo. Dai, almeno Pino ha recuperato. Bravo Pino. Presto però da full wet, ragazzi. Presto da full wet, ma non potevo rischiare. Tutti hanno messo le intermedie. Non posso fare strategie diverse, sono io il primo. Quindi non devo sempre fare la strategia più sicura. Tanto, attenzione, safety car virtuale, incidente per Shah. Schianto di Karem Shah. Presto sarà da full wet. The Wolf fuori, attenzione, era con Pino, dovevamo rischiare 18 giri. Mettiamo tutto. E andiamo. A questo punto devo fare il pit stop anche con lui. Proviamolo, anche lui al massimo. Veloce. E vai. Ah, ma ero troppo avanti. Va bene, non importa, non è un problema. Speriamo non perda troppo. C'è molto traffico ai box. Un malissimo riferimento di Pino. Che vergogna, che vergogna. Andiamo così con Pino, deve finire la gara. Oh, bloccaggio di Carlo. Allora, vaffanculo, vaffanculo. Dai veloci ragazzi, dai veloci ragazzi. Siamo secondi, terzi. Ai ai ai. Ci supera Becker e Holz. Era Holz. Dio santo. Le previsioni danno sereno dopo le previsioni, ok. Bloccaggio anche di Gustavo Costa. Ma puttana miseria, oh. Dobbiamo spingere ragazzi. Dobbiamo spingere. La Flores è sesta in questo momento. Noi terzi. Siamo fuori anche dai budget. Porca mignottona. Pino è settimo. Possiamo tirare il massimo perché tanto poi dovremo tornare ai box, quindi
La Flores è ottava, ragazzi, calma. Non voglio fare i conti del mondiale di niente, pensiamo alla gara. Adesso è vero che ho più carburante, ma poi non servirà più caricarlo per l'ultima sosta. Ah, no, è previsto sempre il sole, perfetto. Dai Costa Crociere, le gomme sono già andate. Ha fatto uno stint bruttissimo, veramente. Bloccaggi, inculamenti vari. One disaster proprio, one disaster. Lo so che si stanno consumando le gomme, ma non abbiamo alternative. Bloccaggio ancora di più. Sì, Pino, vai a cagare però, eh. Mamma mia, che delusione, Pino. 3 bloccaggi in una gara, cioè. Molto molto male. Costa, tu stai tranquillo. Andiamo ad andare in risparmio adesso con Pino perché non posso mettere intermedio proprio così presto, anche se tanti le mettono già. Costa rimane terzo. La Flores è indietro, ragazzi. Pino con le intermedie. 10 giri, mettiamo uno in più. Perfetto, ciao. Costa è secondo. Costa è secondo. Andiamo a fare il pit stop. No, aspetta un attimo, scusate. Vai. Intermedie. Carburante. Perfetto. Pit stop veloce. Dai. Dai, Costa. La Flores è già andata, può guadagnare qua la Flores, speriamo non tanto. Guarda, guarda già come guadagna quel porco maledetto. Dai, veloci. Siamo quarti adesso. Proviamo così, vediamo se riusciamo a tenere fino alla fine. Ma comunque dopo arriva l'asciutto. Non ha senso sta tattica. Quinti e quarti siamo. Posso permettermi di andare tutto al massimo, ragazzi, perché tanto sono tante soste, perché ce ne sarà sicuramente un'altra tra poco, perché siamo già umidi, adesso arriva il sole pieno. Ciao. Quanto mancano? 10 giri, time lapse. Stai buono, Pino, stai buono. Vai, Costino, vai, Costino. Ormai non piove più, chiaramente adesso è asciutto. Anticipiamo la sosta. 11-13 giri. Super soft. Ok. E vai. Con Costa aspettiamo magari ancora un attimo. Con Pino possiamo anche anticiparla per vedere se riusciamo a fare qualcosa. Ok. Buono. Alto e alto, vediamo. Con Costa io aspetterei un altro. Non lo so se aspettare onestamente. La Flores però le ha messe. No, la Flores le ha messe. Ok. Vai. Vai Costa. Veloci ragazzi. Dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai veloci. Bravissimi, rimaniamo terzi. Se devo fare un giro a cannone e poi risparmiare un pochino. Pino è quinto. Vai Costa.
La Olza è in difficoltà, la Olza è in difficoltà. Becker è primo, ma non è un problema. Becker è indietro nel mondiale. Dobbiamo cercare di prendere il secondo posto, che lo prendiamo. Molto bene. La Flores è settima, non so se ha già vinto il mondiale, non voglio fare calcoli ragazzi, onestamente, non voglio fare calcoli. Andiamo così adesso. Mancano 6 giri. Adesso risparmiamo un attimo. E poi attacchiamo come sempre alla fine. Ah, mamma mia. Che gara ragazzi, che gara. Beh, Becker chiaramente in una fuga devastante. Grande gara di Becker. Pino tenta di superare Modi. Dai che saliamo tutti e due sul podio. Dobbiamo ancora aspettare prima di dare l'attacco finale. Non si sa mai. Pino perde una posizione, ma puttana miseria. Pino dorme. È importante anche per la costruttori, ragazzi. 4 giri alla fine. Qualcuno ha dato i box, forse per problemi tecnici. Pino è quinto. Attenzione che la Monroe è settima, eh. C'è la Flores è sesta, scusate. La Flores è sesta, cazzo. La Flores recupera un punticino. 3 giri alla fine. 3 laps, 3 laps. Ancora nel momento di attaccare. Pino al 44% anche, quindi insomma non è che può attaccare tantissimo purtroppo. Tanto Costa secondo rimane, cioè 13 secondi. Ciu laps. Mancano 2 giri. Proviamo il tutto e per tutto. Flores quinta, sta recuperando tantissimo la Flores purtroppo. Ai ai ai, le gomme sono andate a Pino, le gomme sono andate a Pino. Non ci voleva proprio. Costa è secondo, molto bene Costa, proviamo un attacco all'ultimo giro. Pino sesto. Pino addirittura settimo, con quel bloccaggio ha perso tutto, vaffanculo Pino, coglione di merda. Vabbè, noi ci teniamo il secondo posto preziosissimo. Tanti hanno finito il carburante. Grande Costa. Ottimo secondo posto. Forse è mondiale, non lo so. La Flores prende 2 punti. Noi 6, forse no, non lo so. Non voglio pensarci, non ci voglio neanche pensare. Pino settimo. Comunque buona gara di Costa, veramente bravo Costa. Bene, bene, bene. Delusione per Pino che alla fine è proprio con quel bloccaggio ha perso la possibilità di prendere anche un punticino. Comunque Costa ormai il mondiale è nostro, eh. Adesso vediamo Becker, adesso non mi ricordo più i punteggi, però. Becker ha cominciato a fare un gran mondiale, ha pagato la metà campionato che ha fatto 2 o 3 errori. Eccoci qua. Controllo auto. Perfetto. Ok. Eccola là, vedi, ha preso la pole, quindi i 2 punti. No, no, non è ancora vinto niente, ragazzi. Teoricamente, vediamo, non voglio fare cagate. Madonna, bastano 3 punti nell'ultima gara, ragazzi. Dai, ce la possiamo tranquillamente fare. Abbiamo un +8 sulla Flores. Dobbiamo stare attenti alle pole position, raga.
Siamo secondi per un punto nella costruttori. Calma, l'ultima gara sarà fondamentale in maniera non devastante. Da più! Però siamo vicini a fare altre vittorie, cioè un'altra doppietta come l'anno scorso con la Vexala. Speriamo, cazzo. Il campionato piloti è quasi vinto. Quello costruttori dobbiamo fare come se avevamo un punto di distacco. Ma perdiamo lo stesso, che bello, sono quelle belle notizie della vita. Vediamo un po' la posta. E siamo la terza forza, eppure siamo vicini a tutto. Podio. Ok, raga, sotto il comandone veneziano, l'ultima gara a Phoenix, che è una gara comunque dura, è fondamentale per noi. Cerchiamo di portare a casa il titolo mondiale piloti e costruttori. Ciao!